Eccola la prima serie dei 5.000 metri. Ale Luca! Bravo Marco, dai che vai bene, In alto, il primo tentativo Cristian Palocchi supera la misura di 2,12 in gara. Al momento Palocchi e Bertinelli. Ricordiamo ai responsabili delle società di passare a ritirare il pettorale in segreteria per il pacchetto.
dopo Moner Morchiger, medicamento cronometro 8 giri alla primo dei 5.000 metri. Successivamente la seconda e poi da ora di staffetta 4.400. Attenzione per quanto riguarda la staffetta 4x400, la partenza è anticipata alle 19:10. Ripeto, la staffetta 4x400, partenza anticipata alle 19:10. Dal campionato 2:16 la tutela. Marco, Tempio! Stai di fronte, Tempio! Che ore sono? Sono le 10? Gli avrai di sotto e Tempio non perde sul padre. Allora si parte. Vai Ale! Infatti è il momento di Alessandro Livoli, prima Lombardia e come andrà Galle, 5 minuti, mancano 5 minuti termine. Errore al primo tentativo per Andrea Bettinelli a 2:16 per la finale del salto in alto. È il momento di Cristian Scalocchi. Vai Marco, dai, stai tutto col gruppo, dai! Non mollare, dai, su! Errore anche per Cristian Scalocchi, allora continua la gara pagata tra i due atleti rimasti in gara. Andrea Bettinelli a 59 e Cristian Scalocchi Cristian a 2014.
suo salto. Mentre ci spostiamo nella pedana del salto in alto, è il momento del secondo tentativo a 2,16 metri per Cristian Farocchi, Rischia Atletica 2014. Ancora il lavoro per Cristian Farocchi, allora terzo tentativo per Andrea Giustimelli e Cristian Farocchi, e intanto continua la richiesta nei 5.000 a preso il comando Andrea Elia davanti a Mohamed Morcide, l'atleta per atletica Lecco Colombo Costruzioni che forza verso l'andatura. Si sta allungando il gruppo di testa, vedete i primi 4 in classifica entrano nel suo rettilineo, manca allora il passaggio per la campana e allora il 24 e Andrea Elia davanti a Jacopo Brasi al terzo posto, Mohamed Morcide, Lecco, Nanio e Cavagna per l'ultimo giro. Allora la quota della politica Lecco Colombo Costruzioni Andrea Elia, seguito da Jacopo Brasi. Ale Luca! Registriamo ingresso in l'ultimo d'arrivo per Andrea Elia, politica Lecco Colombo Costruzioni, è l'unico a chiudere vincendo la prima serie dei 5.000 metri. Andrea Cavagna a Portica, Alessandro Livelli, la pedana del salto lungo, aiuta della Cuba Lombardia. Lungo il salto di Alessandro. Dai Marco, che è l'ultimo giro, dai, vai, dai, che l'ultimo giro non guardare quello, vai! Della pedana del salto in alto è il momento adesso. Con Cristian Farocchi. Intanto la pedana del salto in alto. Attenzione per quanto riguarda la staffetta 4 per 400. Rosa Atletica, Brescia 2014, Pima Lombardia devono ritirare in segreteria il pettorale e allora Rosa Atletica, Brescia Atletica e Pima Lombardia, un responsabile di questa società, in segreteria per ritirare il pettorale da 4 per 400. Ah,
Vai Stefano! Grande Stefano Longoni.